Coach mister, una sconfitta che brucia un po', abbiamo subito il gol forse nel momento migliore per noi che è stato il primo tempo e poi però non siamo riusciti a creare gioco, anzi abbiamo rischiato anche di prendere il 2-0. Cosa è successo in campo? Ma abbiamo regalato completamente il primo tempo. Il primo tempo siamo stati molli, siamo stati imprecisi e siamo andati sotto giustamente. Il secondo tempo ci abbiamo provato con grande, ci abbiamo messo voglia, ci abbiamo messo però non idee chiarissime e quando il giocatore secondo me non era in grossa giornata, ma questo ci può stare anche nel calcio, insomma. Ma la cosa che non è piaciuta oggi è il primo tempo dove abbiamo completamente regalato il primo tempo all'avversario. A me sembrava diversamente sul primo tempo, però avevamo l'uomo in più e non siamo riusciti a sfruttarlo. È già la terza volta che con l'uomo in più non riusciamo a sfruttare. Forse non ci mettiamo in campo nella maniera giusta con l'uomo in più? Come determinazione? Abbiamo sfruttato bene l'uomo in più, siamo andati sul fondo parecchie volte, anche nell'ultimo passaggio non siamo stati precisi. E soprattutto non siamo stati, a mio parere, la palla mezza e mezza la prendevano sempre loro. Sono stati 2 o 3 episodi qui in area dove bastava arrivare un po' prima dell'avversario, ma l'avversario evidentemente oggi era più motivato, era più voglioso di noi, questo è fuori dubbio. Lei ha visto fisicamente i ragazzi in palla o siamo anche un po' stanchi adesso? No, fisicamente non abbiamo grossi problemi, il discorso solamente mentale, è un discorso di atteggiamento che oggi non è stato come le altre partite, tutto qua, molto semplice, in calcio non si inventa niente, poi magari la partita poteva anche pareggiata, però obiettivamente devo dire che oggi, ripeto, subito il primo tempo nello fisico e nervoso non c'eravamo. Allora, spendiamo in conclusione una parola per questo Conegliano che ha fatto una buona partita, porta a casa 3 punti e ci ha quasi raggiunto, insomma. No, ci ha raggiunto. Ci ha raggiunto. Le partite sono tutte così, non ci sono partite facili, le partite dipendono sempre da piccoli particolari. Oggi, domenica scorsa, i piccoli particolari ce li abbiamo messi, oggi non ce li abbiamo messi. Molto semplice, non è complicato a mio parere. Allora ci aspettiamo qualcosa di più domenica. È senz'altro, direi proprio di sì. Grazie.